Sanità e turismo, un legame sempre più solido nella nostra regione che accoglie ogni anno 70 milioni di turisti, in questo territorio oltre 22 milioni e mezzo. Per questo motivo, consapevoli del fatto che i turisti scelgono le destinazioni utilizzando e valutando come driver anche la qualità del sistema sanitario, abbiamo organizzato nel tempo un programma di investimento e di flessibilità anche dal punto di vista organizzativo per dare risposte appropriate a tutti coloro che si recano qui per una vacanza, ma anche a chi lavora nel contesto del turismo. Dati di Veneto Lavoro ci dicono che almeno 15.000 persone ogni anno hanno contratti in questo territorio per lavorare nel comparto turistico. Per questo motivo da anni abbiamo avviato un piano di potenziamento dell'ospedale di Jesolo, che è l'ospedale che insiste nella località turistica importante, per oltre 10 milioni di euro finanziati dalla Regione Veneto, con i quali ci prepariamo non solo a gestire l'ambito dell'urgenza e emergenza, ma anche tutte quelle attività che i turisti possono chiedere a pagamento e che generano un indotto importante di risorse che possiamo reinvestire a favore dei nostri residenti. Il progetto Vacanze in Salute della nostra azienda ha dimostrato in questi anni che se si investe e si promuove la salute aumenta anche l'inclusività delle vacanze, che non sono più appannaggio solo dei giovani ma anche delle famiglie con bambini e della Silver Age. Tutto questo come si concretizza? Potenziando non solo l'area dell'urgenza e emergenza, ma anche quei reparti che sono ad alta intensità di ricovero anche di turisti, potenziando la medicina turistica e quelle specialità come la pediatria, l'ortopedia, ma anche la nefrologia con la dialisi, che possono essere utili anche al turista in vacanza. Infine, potenziando tutti quei servizi amministrativi a supporto, in primis l'interpretariato. E infatti in questi ultimi anni questo progetto Vacanze in Salute prevede anche una parte innovativa in cui cerchiamo di coinvolgere anche il turista nella prevenzione, cercando di insegnare delle abitudini di vita e dei comportamenti virtuosi che speriamo poi possa continuare anche quando torna a casa, migliorando il benessere e la qualità di vita.